La crisi e il meteo frenano le partenze per Pasqua e rilanciano i pranzi al ristorante. Prenotazioni di massa sia nei locali di alto livello che nelle trattorie e negli agriturismi. Noi abbiamo le famiglie, diciamo che le solite famiglie, una buona parte di famiglie, con qualche straniero che arriva. Non possiamo lamentarci, ecco. Tutto esaurito, sì. Il tema scelto dagli chef per questa Pasqua è emozioni a tavola. Sul piatto però cibo rigorosamente della tradizione pasquale e di stagione. Agnello, capretto, pesce San Pietro, rombo, crostacei e molluschi, accompagnati da asparagi, bruscandoli, piselli e carciofi. Spesa superiore ai 100 euro a persona. Aspettiamo sempre la tradizione. Rispettando sempre la tradizione cerchiamo di arrivare magari a un piatto molto più importante, molto più ricercato, però rispettando sempre molto la tradizione nostra. Ma domani sarà Pasqua per tutti, anche per chi frequenta abitualmente le mense dei poveri, come le cucine popolari di Padova. Dopo la messa, dalle 12:10, Suor Lia Gianesello e una trentina di collaboratori serviranno il pranzo pasquale a ben 450 persone sole. Ci vorranno 3 turni, menù completo dall'antipasto al caffè, agnello compreso. Alla sera i volontari della comunità di Sant'Egidio passeranno per i dintorni della stazione ferroviaria, offrendo una cena volante a chi vive in strada. A Pasquetta, nella parrocchia della Natività, a pranzo distribuzione di cestini ai senza tetto e alle persone sole. Buon pranzo di Pasqua a tutti.